il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, interviene nel merito della gestione della pandemia Covid in città. Da 2 giorni siamo stazionari come numeri di casi positivi e per arrivare alla soglia della zona rossa ce ne vuole ancora. Sì, giorni fa è vero che visto l'aumento così repentino e esponenziale dei casi positivi si era arrivati a questo spauracchio. Devo dire la verità che da ieri e oggi la situazione è stazionaria. Io aspetto stasera diciamo, il bollettino della regione siciliana. La regione siciliana ogni mercoledì raccoglie tutti i dati delle varie province siciliane e poi alla fine emette il verdetto. Quindi sono stato in contatto anche l'altro ieri, anche ieri con i funzionari dell'assessorato alla sanità e dell'ispettorato anche alla sanità di Palermo. È un colloquio quasi costante, giornaliero, e quindi stasera poi avrò altre notizie. Penso che con i dati di questi ultimi 2 giorni che sono stazionari, abbiamo avuto un 126 l'altro ieri, poi 124, 126 2 giorni fa, 124 l'altro ieri, 126 ieri. Penso che il trend si sta stabilizzando. Se così è, con aumento anche dei guariti, non si passerà sicuramente a zona rossa, però stiamo aspettando, non posso dare sentenze se non aspetto anche il responso della regione siciliana che, ripeto, ogni mercoledì sera poi ci dà.